che abbiamo già delle notizie che ci dicono appunto che si stanno organizzando dei capodanni abusivi, per cui questo è il periodo del fiorire di queste feste private, senza regole, senza nessuna tutela, senza nessuna norma di sicurezza. Dalle serate improvvisate ai capannoni senza autorizzazioni, per le feste di Capodanno cresce la preoccupazione per eventi non a norma e pericoli per l'incolumità pubblica. A lanciare l'allarme è il SILB, il Sindacato Italiano dei Locali da Ballo di Venezia. Per cui grossa attenzione a chi deciderà di andare a passare l'ultimo dell'anno in locali dove la sicurezza non viene tenuta in considerazione. Secondo il SILB, il proliferare di feste fuori controllo rappresenta un pericolo concreto. Mancano spesso piani di sicurezza, controlli sugli accessi, personale formato e verifiche antincendio. Situazioni che, se mancanti, in una notte come quella di Capodanno, possono trasformarsi in un rischio serio per l'incolumità dei partecipanti. Tutta una serie di norme che le discoteche si sono dotate e che poi alla fine danno i risultati di passare una serata, diciamo, in estrema sicurezza. Divertirsi sì, ma in sicurezza, il monito di SILB, l'appello è di denunciare anche in forma anonima feste previste in locali irregolari e non autorizzati. Nella pagina poi SILB c'è una pagina dedicata all'abusivismo, quindi tutti i soggetti possono segnalare degli eventi, per cui a parte, diciamo, noi che siamo sul territorio, c'è una parte istituzionale proprio dedicata all'abusivismo, perché ripeto è una grossa piaga.